Oggi siamo in Val di Sole, poco distanti dal passo del Tonale. Quello che facciamo oggi è un giro ad anello, passando per il rifugio Stavel Francesco Denza. È un rifugio che si trova ai piedi di una morena del ghiacciaio della Presanella. Il nostro punto di partenza per questa escursione è il Forte Pozzi Alti. Ora partiamo e seguiamo il sentiero 234. E dopo mezz'ora di tranquillo cammino in un bellissimo sentiero siamo arrivati ad Alpe Pozzi Alti ed ora noi continuiamo verso il rifugio. La salita inizia veramente a farsi sentire, si inizia a sudare, in effetti Lorenzo, vero? Esatto. Stai sudando molto, vedo. Un attimino. E dobbiamo arrivare a Passo dei Pozzi per poi scendere al rifugio Denza. Vetta conquistata! Ma che fatica! E con grande soddisfazione eccoci arrivati al passo Pozzi Alti. Magnifica la vista sul ghiacciaio della Presanella e adesso noi scendiamo sul sentiero 234 al rifugio Stavel Denza. Siamo arrivati in prossimità del rifugio Denza. Ora noi seguiamo il sentiero 220, sentiero dei Todeschi, per andare a vedere più da vicino il ghiacciaio della Presanella. Seguendo il sentiero 220 ci siamo avvicinati al ghiacciaio, sotto le cime Presanella e Cima Vermiglio. Adesso seguiamo il sentiero della Scalazza e ci dirigiamo verso il rifugio Denza. Purtroppo è iniziato a piovere, le nuvole si sono abbassate e le cime sono un po' scomparse. Siamo giunti al rifugio Stavel Francesco Denza. Si trova in una bella posizione, bella panoramica. Adesso, siccome fa un po' frescolino e c'è una leggera pioggerellina, entriamo e vediamo cosa hanno da offrirci di buono.
Abbiamo terminato la merenda al rifugio Denza ed ora scendiamo a valle, purtroppo ancora sotto la pioggia. Siamo ritornati al parcheggio, terminando così un'escursione molto suggestiva. Fantastica la vista sul ghiacciaio della Presanella, molto carino il sentiero del rientro, soprattutto il passaggio in galleria. Mi raccomando, procuratevi la torcia perché dentro è buio. Come sempre, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!